Amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera, ci scusiamo per il piccolo ritardo, abbiamo avuto qualche problemino. Siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi. La Tonno Callipo Calabria sta affrontando, la giovane Tonno Callipo Calabria sta affrontando la Jolly Cinquefrondi, che in questo momento è avanti per 3-2 sui tonnetti, come li ho chiamati. Squadra giovanile della... Ribecca al servizio, Gabriele. Sì, ora tra poco vi leggiamo anche le formazioni. Tanto Matteo riceve Bonati, Bonati, sì. Ciccio Pugliatti tocca il muro, pallone che viene rimesso nel campo della Jolly, degli esposti all'indietro a cercare Matteo Bonati, tocca il muro, copertura e ancora il numero 9 Fioretti, pallone rimandato nel campo della Jolly, prova a raccogliere Antonio Melara ma non riesce a spingere quanto basta il pallone. 3 pari, pareggio della Tonno Callipo. Servizio Tonno Callipo, riceve Simone Puntorieri, degli esposti a cercare di trovare Matteo Bonati, copertura a fondo campo. Out, vediamo se c'è il tocco, sì. Gli arbitri dell'incontro, Renato? Allora abbiamo Martina Scavelli, primo arbitro, il secondo arbitro Gabriella Notaro. Servizio Tonno Callipo, avanti di 1 in questo momento. Bene, Matteo Bonati. Degli esposti a cercare di trovare Ciccio Pugliatti, viene murato, non c'è la copertura e break della Tonno Callipo. Al servizio con il numero 11 Ribecca ancora, l'alzatore. Riceve Simone Puntorieri per la Jolly, degli esposti in bagger a cercare Ciccio Pugliatti, mette a terra, si tuffa Aiello ma il pallone cade davanti a lui e Jolly che accorcia 4-5. Matteo Bonati al servizio. Ricordiamo la formazione della Jolly. Matteo Bonati, Simone Puntorieri, Luca degli Esposti, Ciccio Pugliatti, Fabio Remo e Antonio Melara. L'altro centrale, Peppe Orlando. Buono il servizio. Sì, scende questa palla. Si insacca però la schiacciata della Tonno Callipo per il 4-6. Di nuovo break Tonno Callipo. Fioretti lo schiacciatore al servizio. Bene Puntorieri, primo tempo per Melara, ma c'è difesa del numero 11. Si ricostruisce con Fabiolino Remo, ma tocca l'asta. Tocca l'asta, punto Tonno Callipo. 4-7, era un pallone un po' troppo in là per Fabio Remo. Avanti di 3 la Tonno Callipo. Fioretti. Teso su Bonati. All'indietro per Ciccio Pugliatti, schiaccia forte. Buona la difesa del solito numero 11. Bene il muro. Jolly. Ricostruzione Tonno Callipo, pallonetto, ma c'è bella Fabio copertura Remo. di Fabiolino Remo. Palla spinta. Spinge out. Ciccio Pugliatti. E si porta avanti di 4 alla Tonno Callipo. Tonno Callipo, come sappiamo, importante per il volley calabrese, con la squadra che milita nel campionato di Superlega. Questa è la squadra dei giovani. Intanto Ciccio Pugliatti a ottenere il quinto punto per la Jolly Cinquefrondi. Con una parallela che si stampa sulla riga. Sì. La scorsa giornata, la prima di campionato girone L1, la Jolly Cinquefrondi ha perso per 3-0 sul campo della Mezia, mentre la Tonno Callipo ha perso per 3-2 al Pala Valencia contro Rumilube Catania. Pallone che torna nel campo della Jolly, non una buona ricezione, ne approfitta Peppe Orlando. L'Orlando furioso. Come lo chiamiamo noi.
E salutiamo ovviamente anche i suoi genitori. Seguono Buonasera, sempre. buonasera, anche la zia da Roma, eh? Sì. Antonio Melara al servizio per la Jolly. Lungo. Lunga. Colpisce troppo forte questo pallone. E torna avanti di 3 la Tonno Callipo. Tonno Callipo quindi al servizio con il numero 6. Saragò, il centrale. Sì. Tradito dal nastro, Sì, Peppe Orlando non riesce a tirare su questa palla che porta a 6-10 il punteggio a favore della Tonno Callipo, e con il numero 6 Saragò, il centrale. Penso che ad affrontarsi siano le due squadre più giovani del campionato. Si piegano le mani di Fabiolino Remo, che viene servito da Matteo Bonati. Si tuffa il numero 9 Fioretti. Bene la difesa di Puntorieri. Fabiolino Remo, una palla spinta. Muro della Jolly, composto da Fabio Remo e Peppe Orlando. Viene murato Raul Spanò, il nostro ex oppostino. Cresciuto molto anche lui. Ricordiamo che c'è anche Ciccio Pugliatti al servizio, nastro pieno. Ricordiamo che c'è anche Laurendi in panchina della Tonno Callipo, altro ex della gara. Ne incontriamo tanti. 2 stagioni, sì, con l'ultima partita alla Mezia. Ci hanno fatto male i nostri ex. Yes. Servizio su Fabio Remo degli esposti. Bella l'alzata all'indietro per Ciccio Pugliatti. Viene murato, ma 4. Ancora nastro. Non tocca il muro. 7-12. Chiede time out Mister Pellegrino. Sì, perché gli errori sono tanti. Se continuiamo così grosse difficoltà, soprattutto errori in attacco e al servizio. Il capitano dovrebbe essere Ribecca, il palleggiatore. Squadre pronte a rientrare in campo. Sul 7-12 Tonno Callipo al servizio con Raul Spanò. Riceve Fabio Remo, preso di mira. Troppo bassa per Peppe Orlando, sì. Peppe Orlando. Murato il numero 10 Cugliari. Ancora Cugliari chiamato in causa. Bella la copertura del libero. Ancora Cugliari, tocca il muro e tocca anche la rete il muro. No, Luca degli Esposti. 7-13, ancora errori della Jolly. Raul Spanò, sempre su Fabio Remo. Degli Esposti, bravo qui. Ha visto una Tonno Callipo schiacciata in avanti, ne ha approfittato di questa ricezione non perfetta, con un pallone troppo avanti. Non c'è. Fabio Remo, buona la sua spin, ricevuta bene. Raul Spanò chiamato. Bravo. Ancora Fabio Remo a coprire fondo campo. L'alzata per Ciccio Pugliatti, cerca e trova il pallonetto. L'alzata in bugger del libero, bravo qui. Cugliari a scavalcare il muro avversario. E servizio di Cugliari. Spin per lui. Su Matteo Bonati, chiamato in causa, bravo qui. Si disturbano il numero 2, il libero Aiello e Cugliari. Questa palla finisce a terra.
per parlando al servizio tesa per Raul Spanò. Ciccio Pugliatti a difendere, chiamato in causa ancora Matteo Bonati, copertura a fondo campo. Out L'attacco di Fioretti. del numero 9. 10-14 il punteggio. Peppe Orlando al servizio. Riceve bene la Tonno Callipo, costruzione da Raul Spanò, la copertura di Fabio Remo, la schiacciata ancora Matteo Bonati. Fioretti. Bene. Numero 9 Fioretti, diagonale nell'angolino dove non c'è nessuno della Jolly. Molto ricercato Fioretti dal suo alzatore. Sono ben disposti in campo, sono sempre nella posizione giusta. Elia, il numero 8? Sì. Riceve Fabio Remo, ancora trovato Matteo Bonati, prende le misure il muro, giocata prevedibile. 10-16. Adesso c'è bisogno di smistare di più il gioco. Servizio Callipo. Festa? No, formazione. Sì. Vabbè. Altro errore. Ecco, quale errore manca? Una doppia manca. (10-17) più 7 della Tonno Callipo. Si controlla ovviamente la formazione sulla... Accenno il secondo arbitro, si può iniziare. Sempre lì al servizio, questa volta è lunga. Out. (11-17) degli esposti al servizio per la Jolly, quindi più 1. Vediamo se jump float per lui. Centrale, ma si tuffa Fabio Remo, ma non riesce non basta. a intercettare sufficientemente per tirare sulla palla. 11-18. Ribecca il palleggiatore al servizio. Su Puntorieri. Matteo Bonati tenta. Free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly. Puntorieri. Pallone lungo alzato ad una mano di degli esposti per il suo centrale Melara. Era buona, ma c'era buona guardia, sì, del centrale della Tonno Callipo. 11-19. Sempre Ribecca al servizio. Male Puntorieri. Bene Remo che alla... Bravo Puntorieri anche qua. Ciccio Pugliatti costruisce subito la Tonno Callipo. Out però il tocco dopo l'opposizione, se non mi sbaglio, di cambio di centrale. Esce Melara, entra Walter Vaiana, oltre anche un time out. Quindi già secondo time out chiamato da coach Pellegrino. Stiamo vedendo la grafica della giornata di oggi. Alle 19, quindi tra poco, Rumilube Catania contro Letojanni, e poi alle 18 in contemporanea il 9? Ah, ok, il 9 febbraio, quindi questa l'hanno rinviata. E poi oggi, sì, in contemporanea si sta giocando Costa Dolci Papiro Catania contro Raffaele Lamezia. Si ritorna in campo con solito Ribecca in questa serie positiva. Sì, adesso Vaiana. Cambio effettuato con Vaiana, esce Melara con la E.
riceve Bonati, in bagger Ciccio Pugliazzi per Bonati, c'è buona copertura di Aiello, prova tenta un pallonetto. Sì, Fioretti. Finisce questa serie positiva del Tonno Callipo. È uscito Fabio Remo ed è entrato Massimiliano Lopetrone per la Jolly. Bonati al servizio. Gemplot. Tesa, molto tesa. Aiello, non bene. Raul Spanò. Ciccio Pugliazzi. Copertura a fondo del Tonno Callipo. Muro Jolly, vincente, Walter Vaiana. Mi è sembrato sulla rete, sul nastro veramente. Sì. Non so se Sì. è stato un muro. Servizio con Bonati. Sempre tesa. Sì. Buona ricezione, Raul Spanò, murato. Ancora nastro. Di nuovo a rete. Pochettino di difficoltà del Tonno Callipo. Sì, Saragò. 14-20. Ha chiamato timeout mister Agricola. Terzo timeout del set. 2 della Jolly di mister Pellegrino, 1 di coach Agricola per la Tonno Callipo. Tonno Callipo adesso inquadrata. Dall'altro lato Cesare Pellegrino che dà le informazioni ai suoi. Matteo Bonati al servizio. Gioca bene la Tonno Callipo. La copertura di Vaiana. Invasione. Vaiana, sì, che fa invasione. C'era Puntorieri, ha fatto una bella copertura. Peccato. Chiede formazione Luca degli Esposti. Capitano. Fioretti è in attesa del servizio. Gioco che può riprendere. 14-21. Chiede informazioni degli Esposti all'arbitro. Non l'ho seguita, non so se c'era, mi dicono dalla regia sì, che sì. c'era. Riceve Massimiliano Lopetrone costretto al bagger. Era fuori? Out. La prende lo Però stesso bello il gesto tecnico del numero 9 Fioretti. E sul contrattacco attutisce il colpo Vaiana al muro. Non c'è la copertura a fondo campo. È 23esimo punto della Tonno Callipo. Servizio su Massimiliano Lopetrone. Bella l'alzata di degli Esposti. Buona la copertura. Pallone spinto di qua. Degli Esposti a cercare ancora Massimiliano Lopetrone. Pallonetto, pallone recuperato. Ma il secondo arbitro fischia. Pallone che è caduto a terra. Secondo il secondo arbitro, il pallone è caduto. Certo, c'era un terzo. 15-23. Vaiana al servizio. Per Walter Vaiana, prima stagione in Serie B. Centrale di Prizzi. Palermo. Aiello. Ace di Walter Vaiana. Si distende Aiello, questa palla corta di Walter Vaiana. 16-23. Ancora il centrale della Jolly al servizio. Su Fioretti che sbuccia la palla. Sì. Su questa palla tesa di Vaiana. Bravo Walter. 17-23. In difficoltà la Tonno Callipo su Sì. queste
E questa palle di Vaiana. può essere la chiave per la Jolly. Non ora, ma magari nel secondo set. Ora mi sembra un po' troppo tardi. Questa volta va su Fioretti, Nastro. su Aiello, Terzo ace di fila per Walter Vaiana. disturbato dal nastro, dal rimbalzo sul nastro, non riesce ad agguantare questa palla che gli si cade davanti le mani. Ancora il centrale della Jolly al servizio. Pallone questa volta viene preso Aiello in bugger. Non una buona palla per Spanò. La copertura di Walter Vaiana. All'indietro, chiamato in causa Ciccio Pugliatti, mette a terra questo pallone con un ottimo pallonetto. Non ci arriva Aiello. 18-23. Si deve asciugare il campo della Tonno Callipo. 19-23. Ancora Walter Vaiana al servizio. Su Fioretti, questa Sì. volta inginocchiato, Raul muro Spanò, della Jolly su Ancora Raul. Spanò di nuovo. Altro muro. Questa volta Aiello tocca, ma non riesce ad alzare il pallone. Jolly che ottiene il Time 20° out. punto. Time out, sì, chiamato da coach Agricola. sì, perché ci sono ben 6 punti consecutivi della Jolly. Con al servizio. 6, più di 6. 6. Con il servizio di Walter Vaiana sta avendo difficoltà con questa rotazione la Tonno Callipo. Vediamo cosa si inventa Agricola. Squadre nuovamente in campo, bacia il pallone Walter Vaiana. Eccolo inquadrato. Pronto al servizio. Sempre teso. Pallone Primo ricevuto tempo. bene, wow, bello E questo porta primo tempo. al 7 point il centrale della Tonno Callipo, il numero 6. Ottima questa Saragò. combinazione, molto rapida. Sì. Primo dei set point a disposizione della Tonno Callipo. 20-24, piega le mani di Lopetrone. Pallone non ottimo di Matteo Bonati. In bilico tra il tetto e l'altro campo. 20-25, si chiude qua il primo set della stagione 2021 al Pallabonini. Cambio di campo che potrebbe essere annullato dalla federazione per evitare questi spostamenti e la necessità di disinfettare le panchine. Quindi 1-0 per la Tonno Callipo Calabria. Primo set così così per la Jolly. Bravi i ragazzi di coach Agricola ad avere un netto distacco sulla formazione cinquefrondese. Intanto vi ricordo ovviamente di seguirci sui nostri social, la pagina Facebook Edicola di Pinuccio, la pagina Instagram, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Inoltre vi ricordo, potete iscrivervi al canale YouTube dell'Edicola, questo qua in cui stiamo trasmettendo questa partita e tutte le altre partite della Jolly in questa stagione.
E in più vi invito anche ad attivare la campanellina a fianco al tasto iscriviti, così vi arriveranno tutte le notifiche quando caricheremo un video o quando andremo in diretta. Sotto di noi Raul, sì. Dominique Laurendi che recupera un pallone col numero 12. Per Laurendi una stagione in C con mister Tomasello qui alla Jolly, poi la scorsa in B, quindi 2 stagioni totali con la Jolly. Stessa cosa Raul Spanò. Di qua invece vediamo i ragazzi della Jolly riscaldarsi, molti prodotti dal vivaio come Paramo, Fazzari, Melara. Alessandro Santacroce lo vediamo con la maglia di libero. Anche lui, diverse stagioni alla Jolly. I Tonnetti pronti a tornare in campo anche alla Jolly. Tutto da rifare per la formazione di mister Pellegrino. Vediamo chi entra in campo. C'è un cambio rispetto al primo set. Non parte Melara ma parte Walter Vaiana. Quindi Vaiana, tra l'altro, parte al servizio. Vaiana, Bonati degli esposti, Ciccio Pugliatti, Peppe Orlando e Massimiliano Lopetrone al posto di Fabio Remo. Quindi 2 cambi. Invece Tonno Callipo con Aiello il libero, Elia in centrale, Cugliari lo schiacciatore, Fioretti l'altro schiacciatore, Spanò l'opposto. Giusto? Sì. E Ribecca palleggiatore. Sì. Walter Vaiana al servizio. Abbiamo visto nello scorso set tentativo di rimonta della Jolly che era partito con una serie di battute di Walter Vaiana. Su Aiello. Stavolta riceve bene. Raul Spanò prende in pieno al nastro. Sì, un pallone un po' basso per lui. Ha deciso di forzare l'attacco. Non ha dato precisione e colpisce il nastro. Servizio ancora della Jolly. 1-0. Walter Vaiana. Teso. Oh, ace! Cade Walter Vaiana davanti a Cugliari. 2-0 Jolly. Questo è il quinto ace o il quarto. Penso ne abbia fatti 3 nello scorso set. 3 di fila. Sì, anche qualcosa di sporco pure. Sì. Jolly, ancora Walter Vaiana al servizio. Su Aiello questa volta riceve bene. È chiamato in sfrutta causa Fioretti le mani dell'esterno del muro Peppe e Ciccio Pugliatti per il 2-1. Accorcia la Tonno Callipo. Elia al servizio direttamente sulla rete. Terzo punto Jolly, break per i padroni di casa. E Ciccio Pugliatti al servizio. Francisco, come lo chiamiamo Ciccio Pugliatti? Ciccio Pugliatti. Ciccio Pugliatti. Riceve Fioretti, chiamato in causa per la schiacciata. Buona la copertura di Puntorieri. Pallone rimandato di là. Attacco centrale ancora Puntorieri, però non può arrivarci Matteo Bonati su questo pallone. 3-2. Schiacciano i ragazzi di Coach Agricola. Sì. Schiacciano anche forte. Tanta cattiveria. 3-2. Servizio Callipo. Matteo Bonati. Raul Spanò. D'Astuzia ottiene questo punto. Colpisce le mani del muro. Il muro si trascina il pallone sotto la rete.
Sì, muro staccato dalla rete. 3 pari. Agguanta la Jolly, la Tonno Callipo, che si presenta con Rebecca al servizio. Oh! Alla fine ottiene il punto la Jolly dopo un duello aereo. C'era Sarago che chiedeva un'invasione aerea probabilmente, ma degli esposti ha toccato il pallone nel suo campo. 4-3, avanti di 1 la Jolly. Al servizio adesso con Massimiliano Lopetrone. Vediamo se forza, no, James No, Flott. Flott. Tocco del nastro, nastro. ace di Massimiliano Lopetrone. Altro ace della Jolly. Questo con l'aiuto del nastro. 5-3. Ecco, sta soffrendo sulle palle corte la Callipo. Massimiliano Lopetrone, stavolta forza un po' di più il servizio. Chiamato in causa Fioretti, Murato. Raul Spanò. Non si coordina. Altro errore di Raul. Sì, vedi, gli opposti quando hanno queste palle la mandano a rete, Sì. non riescono a coordinarsi. 6-3, cambio doppio cambio, no? Avevo visto avvicinarsi Dominique. È uscito Raul Spanò. Laurendi invece è solo in panchina. È uscito Raul Spanò ed è entrato il numero, non lo vedo. Manco io. Quando si gira. Rebecca Oh. a cercare il suo centrale. Ottimo l'attacco. Sì, telefonato ma non c'era il muro. È entrato il numero 14. Facciolo. Ancora avanti di 2 la Jolly. Servizio di Fioretti. Riceve Simone Puntorieri dagli esposti. A cercare Matteo Bonati. È presa, è buona. Aiello a rimandare di là, degli esposti. Cerca ancora Matteo Bonati. Stavolta forza. Tocca il muro del Tonno Callipo. Lascia sfilare Aiello, sì, che si guarda con il numero 10 Cugliari. Non allunga le mani, ma c'era stato il tocco del muro. 7-4, torna avanti di 3 la Jolly. E l'Orlando Furioso va al servizio. Peppe Orlando. Tesa. In bagger Rebecca. Costruisce la Jolly al centro con Vaiana. La copertura di Facciolo. Tocca il muro della Jolly. Bonati. Degli esposti a rimandare di là. Tocca la testa del muro. Copertura a fondo campo di Lopetrone. Degli esposti per ancora Matteo Bonati. Che si coordina Matteo. Ci siamo, ok. Se n'era andata la corrente, per un attimo siamo stati a batteria. 8-5 il punteggio. Ok, siamo di nuovo in carreggiata. Massimiliano Lopetrone a ricevere per la Jolly. Matteo Bonati chiamato in causa, ancora lui a suonare la carica per la Jolly. Vediamo la testa di Renato. Ah, non si è visto perché è partito il replay. Chiedo scusa, ma è saltata la corrente e sono andate a riattaccare la spina. Abbiamo perso la telecamera. Non una buona ricezione della Tonno Callipo. Matteo Bonati salta e appoggia il pallone nel campo avversario e ottiene il 10° punto. Avanti di 5 la Jolly. Sembra essersi ritrovata. Servizio Jolly. Riceve Aiello. Chiamato in causa, forte
tocca il muro della Jolly, però pallone che alla fine cade nel campo della Tonno Callipo sotto rete, e quindi 10-6. Facciolo al servizio, riceve ancora Lo Petrone, preso di mira. Ciccio Pugliatti chiamato in causa, un pallone un po' arretrato, lo schiaccia ugualmente. Muro, monster block della Jolly. Jolly 11, Callipo 6. Matteo Bonati al servizio. Riceve Fioretti, chiamato in causa, pallone recuperato della Jolly. Free ball, vediamo come la sfrutta la Callipo. Ancora da quel lato con Cugliari. Degli esposti, cerca e trova. Tocco. Sì, Si accusa. Lo Petrone. Il numero 8 Elia accusa il tocco. Bravo Lo Petrone. E bravo Elia che si è accusato, quindi Fair play. un bel cartellino. Cartellino verde. E certo. 12-6, chiama timeout la formazione ospite con coach Agricola per dare qualche informazione ai suoi, per tentare di colmare il gap di 6 punti. Salutiamo intanto tutti e 85 gli spettatori che ci stanno seguendo. Ricordiamo tra Tutti 85 le salutate. Sì, tutti. E se ora sono 86, l'86esimo che dici? Vabbè. Lo salutiamo dopo. Tra l'altro ricordiamo, la Jolly sta giocando in contemporanea con la Juventus e quindi è ottimo avere 85 spettatori. Vabbè, ma chi la segue la Juventus? Giusto. Dai, su. Intanto gioco che riprende, chiamato in casa. Bella la schiacciata del Cugliari. numero 10 Cugliari, di cattiveria. Sì, Non dopo riesce a tenere ci ha tentato puntorieri. parecchie volte, ci ha tentato. Ha trovato sempre l'opposizione della Jolly e adesso ottiene il punto. E va al servizio. Vediamo se fa una spin. Posizionati a fondo campo, speriamo non sia una corta. Sì, una spin. Bella. Bene Però anche tiene bene. Lo Petrone che si propone ora con un pallonetto. Bravo Max, bravo Max. Bella azione di Lo Petrone con ricezione perfetta. Rice singolare perfetto. Come? Rice singolare perfetto. È il plurale che Riceve lo fa. e attacca. Walter Vaiana al servizio, attenzione a questa rotazione della Jolly. Tesa. È il pallone che torna nel campo della Jolly, free ball. Degli sposti all'indietro per E Pugliatti. out. Out. Si è sentito però un tocco, sai, forse con la Con la schiena schiena? del numero 14, Facciolo. Vediamo Si è se sentito si un riesce a tocco, si è vedere sentito. nella nostra È replay. impercettibile perché il pallone è veloce. Si poteva solamente sentire questo tocco. Infatti la Jolly un po' ha protestato, qualche accenno. Sì, ancora non. Pallone a campanile quasi. Chiamato in causa Ciccio Pugliatti che mette a Non terra. mi trovo con il punteggio, ho perso qualcosa, forse metterò fuori. Siamo 14-8, siamo al Palabonini, Renato, ci sei? Sì? Dove Ok. siamo? Al Palabonini. Jolly contro Callipo, seconda giornata di campionato, Serie B maschile, girone L1. Oh, ace di Ciccio Pugliatti. Tocca Fioretti. E pallone che schizza via, 15-8. Tonno Callipo che sembra essersi persa. Francesco Pugliatti ancora, pallone flottante, sempre su Fioretti che stavolta riceve bene. Copertura ottima della Jolly, degli esposti a rimandare di là per evitare anche il quarto tocco. Primo tempo, attenzione. Ottimo.
C'era sulla palla il nostro Peppe Orlando, però la palla prende il nastro e devia, finendo in campo. Tra l'altro la Jolly dopo quel recupero era un pochettino Un po' a farfalle. sì. 15-9. Ribecca al servizio. Tesa. Teso. Su. Buona la ricezione Sì, di buona su per Bonati. parlando. Sì. Op. Vediamo. Sì, fallo. Invasione aerea. Se non mi sbaglio di Facciolo. Invasione a 16-9. rete ha chiamato il primo arbitro Scavelli. Lopetrone al servizio. Lunga sul numero 10 Cugliari, che si aspettava una palla più corta, non riesce a indietreggiare in tempo. Altro ace della Jolly 5 Frondi 17-9. Callipo in difficoltà con le ricezioni. Con le palle lunghe, Gabriele. E prima invece era con le palle corte. Sì, ora si sono posizionati più indietro. Ora ci riprova Lopetrone, questa volta più corta. Bella questa schiacciata. Oh! Ancora Jolly con ottimi recuperi. Facciolo a schiacciare, tocca il muro. Aiello all'indietro, ancora verso Facciolo. Che palla spinta, sfrutta le mani degli esposti, che era fuori, che era non era ben posizionato a muro. Non era ben esposto. Non era bene, cioè era esposto, si è esposto a una palla, a un mani fuori. Esatto. 17-10. Tesa su Matteo Bonati, che riceve molto bene una pipe di Ciccio Poche. È dentro? Sì, è dentro. A me è sembrata out. Forse di poco. Oppure lo schiacciamento, dovete considerare anche lo schiacciamento. Era anche molto veloce. Infatti non so se sono riuscito a prenderla, non l'ho presa, non l'abbiamo vista nel replay. Con quella. 18-10. Molto vicino alla riga, quindi deve vedere anche lo schiacciamento. Un famoso servizio di Ivan Zaitsev con lo schiacciamento della palla alle Olimpiadi di Rio. Peppe Orlando, teso. Altro ace della Jolly. In difficoltà il numero 10 del Callipo, Cugliari. Altro errore in ricezione. 19-10, Jolly avanti di 9. Vedi, ora se arriva una palla tesa lunga, Cugliari è messo molto avanti. Sì. E si ferma invece sul nastro. Era tesa, ma doveva essere leggermente più alta. 19-11. Cambio. Sì. Rientra Elia al posto del libero Aiello. L'altro centrale al servizio, che è lunga. Out. Sarago al servizio degli esposti. Ha mandato lungo. Ha regalato il 20° punto alla Jolly. Su Aiello, male questa ricezione. Muro Jolly, pallone che torna no! nel campo. No, spreca Ciccio tutto. Pugliatti spreca una palla che chiedeva solo di essere buttata a terra. Sì. Basta spingere, c'era scritto sulla palla. Infatti ha chiesto scusa ai suoi compagni. 20, Troppa 12. foga. Servizio di Facciolo. Tesa su Puntorieri. In bagger degli esposti. Ciccio Pugliatti, bravo. Questa volta si coordina. Su queste palle di solito abbiamo fatto cilecca, questa volta. Pallone che cade a fianco a Fioretti. Lascia sfilare. 21-12. Matteo Bonati al servizio. Ci sono. Primo tempo, Muro. Doppia. Sì. 22-12. Sembra fotocopia del primo set a parte invertita. C'era l'opposto prima, Gabriele, che era sotto rete.
Si è spostato appena in tempo. Time out chiesto da coach Agricola. 2 su 2 per la Callipo in questo set. Ecco inquadrato il mister della Tonno Callipo. Renato, chi c'è che fa lo scoutman in Superlega con la Tonno Callipo? Un ex. Nella Jolly, sì. Un ex. Salutiamolo se ci sta seguendo, Antonio Mariano. Che salutiamo. Tanti anni qui a Cinque Frondi con Mister Polimeni. Mister Polimeni, col team di Mister Polimeni. Jolly al servizio, Matteo Bonati. Costruzione del Callipo, viene murato Cugliari. Adesso è bello compatto il muro della Jolly, 23-12. Ancora servizio Jolly, ancora Matteo Bonati. Riceve sempre il libero Aiello. Tocca il muro forse, no. Primo set point, 12 24-12. a disposizione della Jolly per portare sull'1-1 questa partita. Matteo Bonati, ancora. Sempre su Aiello. Chiamato ancora in causa. Si tuffa Puntorieri, Ciccio Pugliatti, mani out e porta a casa Questo è il Ciccio il Pugliatti primo di cui set abbiamo bisogno. della stagione. Sì, è vero. 25-12, si chiude qua il secondo set al Palabonini di Cinque Frondi. Dicevo, questo è il Ciccio Pugliatti di cui la Jolly ha bisogno. Ovviamente si attende che le panchine siano sanificate. Con i ragazzi che stanno aspettando qui il cambio campo. Uno a uno, quindi tutto da rifare per la Tonno Callipo. Tutto da confermare invece per la formazione di Mister Pellegrino. Nel primo set ha avuto parecchie difficoltà, parecchi errori. E invece il secondo set è stato tutto il contrario, con la Tonno Callipo ad avere difficoltà e a commettere diversi errori. L'ho messo nel gruppo, e nel gruppo trasferta Jolly. Il link. Il link. Sulla pagina. Adesso. Rieccoci con la Tonno Callipo pronta a rientrare in campo, eccola inquadrata. Stavo notando, Renato, che i giocatori in panchina si riscaldano anche con la mascherina. Eccoli qua.
1-1, pronti per il terzo set. Fischia adesso il secondo arbitro. Squadre che possono rientrare in campo. Gabriella Notaro. Aspettiamo questo terzo set. Arbitro che ovviamente controlla le formazioni. Eccola inquadrata. Di nuovo Tonno Callipo in P1 con Rebecca al servizio. Non ci sono cambi rispetto al secondo set nella Jolly, confermati Lo Petrone e penso anche sì Walter Vaiana. Tonno Callipo. Oh, Matteo 6. per la prima volta. Errore di ricezione, sì. Free ball, vediamo come la sfrutta la Tonno Callipo. All'indietro Raul Spanò. Con un muro. Viene subito murato da Peppe Orlando, che salta insieme a Massimiliano Lo Petrone. 1-0 Jolly. Non poteva iniziare meglio la formazione di Pellegrino. Murare l'opposto avversario. Da sempre Pugliatti quella al spinta in più. servizio. Jump float per lui. Tesa su Aiello. Di nuovo Muro ancora Muro. Jolly. Ci riprova Fioretti. Stavolta sì, è stata brava la Tonno a scavalcare. Lo Petrone. Difesa a fondo campo di Aiello. Ciccio Pugliatti, bene Matteo Bonati. Lo Petrone chiamato a una improbabile non poteva fare nulla. probabile intervento. Sì. Massimiliano Lo Petrone qui. Perfetta parità, 1-1 sia di set che di punteggio. Servizio Tonno Callipo. Riceve Massimiliano Lo Petrone, chiamato in causa Peppe Orlando con il primo tempo. Un po' di confusione nella Tonno Callipo. Puntorieri degli esposti, ancora attacco centrale che stavolta termina out. E vantaggio della Tonno Callipo. Forse troppo l'attacco Peppe Orlando. Pallone su Matteo Bonati. Non riesce a tenere bene questo pallone. Poteva andare invece che di piede Peppe Orlando in bugger. Break Tonno Callipo. 1-3. Si asciuga il campo della Jolly intanto. Fioretti al servizio. Fortunato qui lo schiacciatore della Tonno Callipo degli esposti. Si gira ma non riesce a colpire in tempo il pallone. 1-4 più 3 della Tonno Callipo. Fischia subito l'arbitro. Fioretti ancora. Colpo un po' molto teso. E Lo Petrone non riesce a ricevere bene. Quinto punto della Tonno Callipo. Mani un po' mosce in questo caso. Ancora il servizio Tonno Callipo, che stavolta si ferma sul nastro della rete e può respirare la Jolly. 2-5. Massimiliano Lo Petrone al servizio. La gioca bene la Tonno Callipo. Raul Spanò, colpo che è in. Sì, all'angolino Raul. Diagonale lunga. Abbiamo visto anche il replay
gentilmente offerto dalla regia di Annalisa Gallo. Elia al servizio. Puntorieri, buona la ricezione degli esposti, pallone così così di Bonati, punto della Jolly. Sì, c'è stata invasione Del muro, sì. E il muro diceva, e i giocatori della Tondo Callipo dicevano asta asta. 3-6, ricordiamo che ovviamente con le partite a porte chiuse riusciamo a sentire qualsiasi parola tra un po' dei giocatori. Pallone molto teso di Peppe Orlando. Costruzione Jolly, un po' in difficoltà degli esposti. Bravo qui Matteo Bonati. E recupera la Tondo Callipo. Degli esposti. A cercare ancora Matteo Bonati. Bonati che di cattiveria. Sempre più forte i suoi attacchi. 4-6. Accorcia le distanze la Jolly. Jolly al servizio con l'Orlando Furioso. Peppe Orlando con il numero 2, anche se sulla maglietta c'è scritto Orlando, cancelletto 19, il suo numero d'origine. Tocca il muro della Jolly ad alleggerire questo attacco. Matteo Bonati chiamato ancora in causa. Invasione anche del muro della Tondo Callipo, la seconda. 5-6, la seconda di questo set. Bene Matteuccio che sta trascinando la Jolly. Sì. Ha bisogno però, prima che si stanchi, ha bisogno di aiuto. Quindi svegliamo queste bande. Chiamiamo gli opposti. Anzi, opponiamo gli opposti. Ancora Orlando al servizio. Bene, in campo, Ace. Lascia sfilare Fioretti. Aggancio. 6 pari. Pareggia la Jolly. Dopo essere stata sotto di 4 punti? 5 punti? 4. Ancora Orlando al servizio. Silenzio totale al Palabonini. Out. Out. Di poco, di poco. Hanno letto bene i ragazzi della Tonno Callipo. 6-7. Raul Spanò al servizio. Su Matteo Bonati. Non ci arriva. Era in difficoltà su questo pallone degli esposti, non sapeva cosa farcene. Cosa farne. E pasticcia un po'. 6-8 break della Tonno Callipo. Cercato e trovato Ciccio Pugliazzi, murato. E guarda dove cade la palla. Lì dove non c'è nessuno. Simone Puntorieri troppo arretrato. Massimiliano Lopetrone invece troppo avanzato. Più 3 della Tonno Callipo. Raul Spanò ancora al servizio. Pallone flottante. Riceve bene Lopetrone e schiaccia altrettanto bene Walter Vaiana. Primo tempo ottimo della Jolly. C'è bisogno anche di questo. 7-9 degli esposti al servizio. Attenzione al primo tempo. Primo tempo chiama, primo tempo risponde. Sì, il nostro centrale che salta un po' in anticipo. Torna avanti di 3 la Tonno Callipo. Con Cugliari al servizio. Oh! Non una buona ricezione di Matteo Bonati. Ruota troppo le spalle. Il pallone che finisce in tribuna. 7-11. 11 più 4. Time out chiesto da coach Pellegrino, giusto. Perché la Jolly era riuscita a riagganciare il risultato. Adesso
tornano le difficoltà in ricezione, un pochettino di errori, imprecisioni. Vediamo Cesare Pellegrino, che si rivolge in particolare, se non mi sbaglio, a Pepe Orlando. Sette 11, squadre che tornano in campo. Tonno Callipo al servizio. Cugliari. Spin. Riceve stavolta bene Matteo Bonati. Cercato e trovato Ciccio Pugliatti, colpo che è in secondo l'arbitro. Io l'ho vista fuori. Boh. Vediamo, replay. È in, sulla linea. C'è l'ombra che un po' tradisce l'occhio. Bene, complimenti a Martina, 8-11. primo arbitro Martina Scavelli. 8-11. C'è un cambio, esce sì. Matteo Bonati. Entra Fabio Remo, un po' in difficoltà Bonati in ricezione, anche se negli altri set riusciva a ricevere bene. Bene. Bravo, bravo. Era ovvio. Ribecca con questo pallone troppo avanzato, ne approfitta. Centrale per mettere a di terra. Vaiana doveva guardare e doveva difendere quella palla. Sarago al servizio. Riceve Simone Puntorieri degli esposti, cerca e trova Mamma mia! Ciccio Pugliatti, pallone che però non viene recuperato dal Tondo Callipo. Va Colpito a al scusarsi, petto. sì, va a scusarsi Ciccio Pugliatti. E Vaiana al servizio. 9-12. Su Aiello. Muro Jolly, c'è la copertura. È Doppia. una doppia? Fioretti che aveva tentato il pallonetto ma era stato servito con una doppia. E Jolly che accorcia. 10-12. Si lamenta Agricola con l'arbitro. Ancora Walter Vaiana al servizio. Cerca Aiello. Raul Spanò, bravo. Dentro. Ha dato un occhio alla posizione della Jolly, la posizione del giocatore della Jolly, hai visto? E l'ha messa lì a fondo campo dove c'era Fabio Remo. Ma è stato preciso il colpo. +1. Ribecca al servizio. Puntorieri ad alzare per Massimiliano Lopetrone a fondo campo. Cerca una palla lunga. Proprio Lopetrone a metterci una pezza. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Degli esposti, cerca e trova. Bene. Bravo. Ciccio che stavolta Pugliatti. si coordina bene. Pugliatti fa una bella schiacciata Sì. nei 3 metri, una diagonale stretta. E si è coordinato bene, ha avuto un ottimo pallone da parte del suo alzatore. Ha bisogno di queste palle, Francesco. Sì. Ha preso la rincorsa bene, se no si perde e si ferma prima della schiacciata. Ed è lunga la sua battuta. 11-14. Agricola che richiama il suo libero Aiello. Vuole correggere qualcosa in fase di Fioretti ricezione. al servizio. Fabio Remo. Un pallone troppo in là per Lopetrone. Free ball degli esposti, ancora in cerca di Massimiliano Lopetrone. Tiene ancora la Tonno Callipo. Cercato ancora una volta Lopetrone. Stavolta si fa di qua con numero 10 del Tonno Callipo. Ciccio Pugliatti, un pallone che era destinato out, viene preso lo stesso. E poi ancora un altro recupero, ma poteva sfruttarlo meglio la Jolly. Puntorieri
degli esposti, ancora Massimiliano Lopetrone, pallone spinto a fondo campo, c'è la copertura, attacco centrale e alla fine la Tonno Callipo ottiene il 15° punto. Azione molto lunga, molti recuperi e molti sprechi. Sì, Sprechi da parte della Jolly e recuperi da parte della Tonno Callipo. non stiamo usando i centrali. 11-15. Servizio teso, riceve Lopetrone, mette di là degli Di esposti. esperienza degli esposti. Ha visto questo pallone un po' troppo lungo. Cambio, esce Fabio Remo e rientra Matteuccio Bonati. Sul 12-15 questo cambio del Jolly. Out l'attacco di Cugliari. Oltre che è rovinato nel campo della Jolly. Era alto questo pallone per lui. Lopetrone al servizio. Ah, corto, troppo corto. Altro errore Jolly. 13-16. Servizio Tonno Callipo. Out, lascia sfilare Simone Puntorieri all'ultimo secondo. 14-16. Seguiva con lo sguardo questo pallone. Peppe Orlando si prepara al servizio. Cerca di accorciare le distanze. Pallone su Cugliari, primo tempo. Non ci arriva il centrale. Alzata ad una mano, sì, sarebbe stata una bella combinazione. Ribecca non è riuscito a dare la giusta spinta al pallone. -1 Jolly, ancora al servizio con Peppe Orlando. Cugliari si mette davanti al suo compagno di squadra, c'è la copertura di Massimiliano Lopetrone. Costruisce la Tonno Callipo a cercare Raul mani out di... Chi era, Raul? Sì. E non vuole riagganciare il risultato la Jolly. Torna in break la Tonno Callipo, 15-17, +2. Con Raul Spanò al servizio. Bene, Matteo Bonati. E Matteo Bonati tira out, cercava le mani del muro. Sì. 15-18. Siamo a +3. Servizio e continuiamo Lex. A giocare senza centrale. Al servizio Lex. Raul Spanò, teso su Matteo Bonati, non dà una buona spinta. Schiaccia Murato. Monster block di Sarago. 15-19. Eccolo, abbiamo rivisto. Time out stavolta chiamato da coach Pellegrino. E vediamo inquadrata la Jolly. Eccola. Eccole le squadre pronte a rientrare in campo. Fischia adesso il secondo arbitro. Tonno Callipo al servizio con Raul Spanò. Riceve Matteo Bonati. Ciccio Pugliatti chiamato in causa. Spara forte. Tocca il libero Aiello. Pallone irrecuperabile poi. Torna a -3 la Jolly.
degli esposti al servizio +1, quindi per la Jolly. Tesa su Aiello, attenzione al primo tempo, no invece tocco del muro, si ricostruisce su Ciccio Pugliatti che si deve fermare. Muro di Vaiana. Tocca ancora, se non mi sbaglio, Aiello, e sta prendendo tutte, ma sfortunato poi non riesce ad alzare quanto basta il pallone. 17-19. Si deve asciugare il campo del Callipo. A gioco che adesso può riprendere. Degli esposti al servizio. Su Aiello. Sì, preso di mira Aiello. Bravo qui il 10 della Callipo. Ed è free ball. Vediamo come la sfrutta la formazione Con ospite. Raul Spanò che c'è muro ma c'è copertura. C'era il tempo per arrivare. E ci è arrivato Puntorieri. Altra free ball. Aiello. Stavolta viene cercato Cugliari, che tocca quanto basta. E il muro poi si trascina il pallone sotto rete. 17-20. Al servizio Cugliari. Riceve Bonati, degli esposti, va da Ciccio Pugliatti, schiaccia forte e non può nulla qui Aiello. 18-20. Servono questi attacchi alla Jolly per riprendersi di coraggio, per cercare Bonati. di agguantare il risultato. Costruzione della Tonno Callipo, nastro. Non è 4 ma è in campo. 19-20. Prende il nastro pieno, ricade nel campo della Tonno Callipo per il Meno 19-20. Primo tempo murato da Walter Vaiana. Era out. No, oddio, non so. Pugliatti murato, che poi il pallone rimbalza sulla sua schiena e manda in controtempo anche la copertura. 19-21. Fortunata qui la Callipo. Sì, era out il palleggio di Forse, Lopetrone, non so. era sulla linea, palla alta. Avanti di 2, la Tonno Callipo, c'è stato un cambio Cosa c'è? al servizio. Numero È entrato 5. Guarascio Guarascio, uno schiacciatore. ed è uscito, se non mi sbaglio, Cugliari. Numero 6. Non lo so, no. No, il 6 era Saragò, il centrale. Quindi cambia il servizio. Puntorieri degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti. Copre bene la Callipo. C'è la copertura di Vaiana. Oh! Vabbè, Degli va. esposti ci mette troppa forza con questo bugger. Finisce sul soffitto del Palabonini. 19-22. Non ci voleva questo errore. Continua a non servire il centrale. Ma è difficile, è difficile. Mi richiamano perché sto giocherellando con la penna. Guarascio al servizio. La mia regista mi richiama. Vaiana degli esposti per Buona, Massimiliano Lopetrone. buona. Trova Lungolinea e l'incrocio delle righe per Lopetrone. Trova l'incrocio e Jolly che torna sotto di 2. Non mi dovete dare una penna a scatto. 20-22. Walter Vaiana al servizio. Pallone teso e tocca il nastro. Palla spinta di Fioretti Che sul muro sfrutta di Peppe Orlando. le mani di Orlando. 23. Ribecca al servizio. Bonati non perfetto qui. Ciccio Pugliatti a scavalcare il muro.
Nastro, tocca Non a Nastro passa. l'attacco di Fioretti. 21-23. E di nuovo bisogna asciugare il campo. Ovviamente ricordiamo le partite al Pala Bonini in presenza di pubblico, Renato, sono tutt'altra cosa, giustamente. Una spinta in più alla squadra. Ciccio Pugliatti su Aiello. Costruzione della Tonno Callipo. Muro della Jolly, c'è la Buono il copertura. muro. Ancora all'indietro per Fioretti. E il muro Invasione. che tocca la rete. Peppe Orlando va al 3 set set point. point Al set point la Callipo. con Fioretti al servizio. Campo asciugato, gioco che può riprendere Fioretti al servizio. Colpo di Fioretti, colpo di Fioretti. La spada. Una sciabolata? Se è Fioretti non è una sciabola, Infatti. è una La stoccata. scherma, la scherma. Tesa su Matteo Bonati. Negli Ciccio esposti. Pugliatti in Bravo, campo. Bravo, bravo. Annulla questo primo set Set point. point. Riportando la Jolly dietro di 2. Con Massimiliano Lopetrone. Jump Servizio. float per lui. Su Aiello. Boom. Tocco. Eccolo qua. Bravo. 22-25. Bravo Cugliari. Ha toccato anche il muro. Ha toccato, se non mi sbaglio, anche Lopetrone a fondo campo. Non è Sì, bastato. sì. Sono toccati tutti. Si è chiuso anche questo terzo set. Callipo avanti di 1. 2-1 al Pala Bonini. Ci sentiamo tra pochissimo. Rieccoci, rieccoci. Dopo questo piccolo break
pronti per il quarto set al Pallabonini di Cinquefrondi. Tonno Callipo che la scorsa partita ha giocato già 5 set nella sconfitta per 3-2 contro Rumilube Catania. Tanto vi ricordo ovviamente di passare dalle nostre pagine social, Edicola di Pinuccio, Instagram e Facebook, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Squadre di nuovo in campo, vediamo se ci sono cambi. Nella Jolly no, quindi Pugliatti, Vaiana, Lopetrone, Puntorieri, degli esposti Orlando e Bonati. Tonno Callipo con confermati Raul, Spanò, poi Elia, centrale Fioretti, Saragò, Aiello è Ribecca. libero, Cugliari e basta. Lopetrone al servizio. Vediamo, deve entrare con la testa giusta in questo set la Jolly. Riceve il libero Aiello. Bagher rovesciato per Cugliari. Copertura a fondo campo di Lopetrone. Degli esposti all'indietro a cercare Ciccio Pugliatti. Altra copertura a fondo, stavolta nel campo della Tonno Callipo. Costretto alla free ball qua. Però torna nel campo della Jolly. Puntorieri. Pugliatti per come può. Momento di confusione. Vediamo se la chiude. E la chiude, sì. La Tonno Callipo con Fioretti. Primo punto di questo quarto set è della Tonno Callipo. 1-0 quindi per gli ospiti, che adesso vanno al servizio con l'alzatore Ribecca. Sempre in +1 inizia Sì. la Tonno Callipo. Ribecca colpisce forte il pallone, ma E Ribecca la la rete. rete. Parità quindi. Peppe Orlando al servizio. Errore in ricezione, riesce a rimediare la Tonno Callipo con Fioretti. E attacco centrale finalmente. vincente di Walter Vaiana. 2-1. Dopo un terzo set senza aver mai fatto un'azione da centro, Sì. col centrale, viene servito Vaiana. C'è stato qualche muro del centrale, però non è mai stato servito. Peppe Orlando al servizio. Altro errore in ricezione. Rimedia la Tonno Callipo e c'è anche la copertura di Aiello. Vediamo come costruisce la Jolly, degli esposti. Bonati, a fondo. Tocca il muro, secondo l'arbitro. Ma Bonati infatti ha cercato una palla alta a scavalcare il muro. Raul Spanò si lamenta sotto il... No, non è Raul Spanò, ma è Ribecca a lamentarsi sotto il seggiolone dell'arbitro. 3-1. C'era il tocco secondo te, Renato? Mi dice la regia, la mia regista, Di no. di no. Era davanti agli occhi dell'arbitro. Ancora Peppe Orlando per la Jolly. Servizio teso, stavolta Attenzione al primo tempo. Out. Colpisce male Elia. E quindi 4-1 per la Jolly. Cambio pallone. Dove è andato a finire l'altro? Boh, stanno disinfettando, Gabriele. Ah. Peppe Orlando al servizio ancora per la Jolly. Oh. Si ferma sul nastro. Altro errore al servizio dopo quello di Ribecca qualche punto fa. Ancora avanti di 2 però la Jolly. Servizio di Fioretti.
Bonatti a ricevere, attacco centrale di Walter Vaiana, Ma leggibile, tenta un pallonetto. non si sa cosa, Bravo non il era muro. neanche un pallonetto. Il pallonetto Bravo deve il essere un muro. pochino più alto per superare il muro. Se tu la mandi sulle mani. 4-2. Sì, 4-3 dovrebbe essere. 4-3 dovrebbe essere, Sì. quindi punteggio. Bonatti a ricevere, Bonatti a schiacciare. 5-3. Abbiamo Ok. corretto il tabellone, facevamo cenni. Degli esposti al servizio. Copre Vaiana, ma c'è Invasione? Invasione, sì. Esce con un piede. Vediamo se Numero c'è 8 qualcosa. forse. Elia. Vediamo se la nostra regista ha beccato qualcosa. Chiamato sotto il seggiolone, ribecca. Servizio della Jolly. C'è come sempre Aiello. Raul Spanò, tocco del muro. Tocca. Tocca. 6-4. Prende proprio le falangine Sì. e le falangette di Ciccio Pugliatti. Fortunato qua Raul perché aveva No, ha colpito davvero. cercato proprio le Però aveva mani di colpito male. Pugliatti. Aveva colpito male. Si è sentito dal colpo, dal suono del colpo. Elia su Puntorieri. Centrale per Vaiana. Puntorieri. È ovunque. Mamma, Oh, bravo Matteo Bonati. era una palla difficilissima Sì. che Matteo ha sfruttato bene, spingendola sulle mani dell'esterno del muro del Tonno Callipo. Era difficile, non aveva altro da fare però. Ecco Matteo al servizio. Buona la ricezione. La copertura di Lopetrone. Mamma mia. Però il pallone è un po' troppo arretrato per schiacciarlo. Attacco centrale che si ferma sulla rete. 4. Graziata qua la Jolly. Poteva sfruttare meglio la Tonno Callipo. 8-4. Matteo Bonati. Jump float. Riceve Ci riprovano. Fioretti. Stavolta Con ha il messo numero a segno, 6 sì. Saragò. Stavolta ha messo a segno. 8-5. L'alto Saragò. A servizio l'ex della partita, Raul Spanò. Matteo Bonati. Ciccio Pugliatti. Tocco del Tocca al muro. Tocca al muro, bravo. 9-5. Non aveva spazi perché il muro era bello compatto. E lui era molto esterno, quindi ha fatto bene a trovare le mani avversarie. Vaiana al servizio. Out. Lunghissima. Vaiana che aveva causato qualche problema di ricezione alla Tonno Callipo. Adesso spara fuori. Comunque più 3 la Jolly. Cugliari. Riceve Bonati. Va su questo pallone puntorieri in Mamma mia. bagger La spinta di Lopetrone. Lotta in aria. Però tocca la rete. Se non mi sbaglio Lopetrone è in discesa. No, Petrone. Penso di sì. Mi è sembrato. Era di qua. L'invasione era della Tonno Callipo. Sì? Sì, assolutamente. 9-7. Nastro, ma recupera la Jolly. Out però l'attacco di Lopetrone. Molto fortunata la Tonno Callipo quest'oggi, ma anche la Jolly, ce ne sono stati parecchi di nastri sulla battuta. Se tu vedi MVP della partita, nastro. Soprattutto al servizio. Pallone molto forte, riceve Ciccio Pugliatti, chiamato in causa, un pallone un po' arretrato, ma bravo a mettere di là. 10-8, torna avanti di 2 la Jolly.
l'esperienza Ciccio Pugliatti con questo pallonetto, non potendo forzare l'attacco. È proprio Pugliatti al servizio. Costruzione della Tonno Callipo con Fioretti. Schiaccia Lopetrone. C'è un tocco del muro sulla rete. Sarago. Sì, Sarago. 11-8. Ancora Francesco Pugliatti al servizio. Costruzione Tonno Callipo, chiamato ancora in causa Fioretti. Oh! Degli esposti, un pallone troppo arretrato. Troppo, sì. Bravo Raul Raul. Spanò, la copertura. Bravo Matteo di Ciccio Bonati. Pugliatti. E out Pallone. poi questa. 3 bugger per la Jolly. Ma Matteo nessuno Bonati di questi si è è riuscito. sbucciato. (11-9). Può battere la Tonno Callipo. Con il centrale Saragò. E lo lasciano sfilare. Erano troppo avanzati. Li Sì. stavo guardando. Di chi era questa palla? Di Lopetrone o di Erano Bonati? tutti avanzati. Vedi dove sono posizionati. Non so di che. Chi ha sbagliato i due? Non lo so. In ogni caso L'hanno lasciato sfilare. potevano andarci entrambi a questo punto. Sono troppo avanti. Vediamo. 11-10. Ciccio Pugliatti a suonare la carica per i suoi compagni. Fallo? No. Il secondo arbitro. Sì, fallo della Jolly. Di Ciccio Pugliatti. Vediamo. Allora? 11 pari. Fallo Jolly. Avevo visto l'arbitro che stendeva il braccio verso il campo della Jolly, quindi pensavo fosse fallo di linea tipo, però niente. Chiesto formazione comunque degli esposti per accertarsi. 11 pari. Vedi che è Riceve sempre Lopetrone. lunga. Chiamato in causa Lopetrone. C'è la copertura. Molto schiacciata la Jolly in difesa. Copertura degli esposti. Alza puntorieri. Lopetrone chiamato in causa. Chiude bene la rotazione con il suo braccio destro. 12-11. Di nuovo in vantaggio la Jolly. Chi è il braccio destro? Il braccio destro di Lopetrone? Vabbè, in questo caso era Puntorieri che gli ha dato un ottimo pallone. Gli ha alzato un ottimo pallone. Vero. Servizio di Lopetrone. Fioretti recupera, vediamo la Callipo, sì. Free ball degli esposti, attacco centrale, la copertura di Bonati. Ancora degli esposti in bugger, sempre Bonati, tocca il muro, c'è Fioretti cercato ancora, muro della Jolly e pallone che torna nel campo della Jolly. Degli esposti a mettere di là, da terra Aiello in bugger. Fioretti ancora, punto della Jolly. 4 tocchi della Callipo. Non li ho contati, 13, ho visto 11. solo il libero che era a terra e gli è arrivata la palla. Eravamo concentrati là, infatti. Eravamo concentrati sull'ottimo bugger da terra di Aiello. Break Jolly. Ancora da asciugare il campo della Tonno Callipo. Fischia adesso l'arbitro. Lopetrone, troppo teso questo servizio. 13-12. Si riporta dietro di 1 la Tonno Callipo. I tonnetti, come li ho chiamati io. La squadra giovanile ovviamente della Tonno Callipo che milita nel campionato di Superlega Serie A.
Ciccio Pugliatti tocca il muro, c'era la copertura di Cugliari a fondo campo, ma non ci ha creduto nessuno. Quelli che potevano andare, non è che Sì, sì. si è impennata la palla. 14-12. Altro break. Servizio Jolly, Peppe Orlando. Ricevuto bene. Spanò. Muro, monster block della Jolly. Walter Vaiana penso a toccare, che ha saltato insieme a degli esposti. Più 3. 5 frondi. E parlando al servizio. C'era la Tonno Callipo. Cercato, ma Una doppia. Ribecca e chiama timeout coach Agricola. Sono momenti e momenti in queste due squadre. Sembrano fotocopie, sembrano. Avanti di 4 alla Jolly Cinquefrondi in questo quarto set qui al Palabonini di Cinquefrondi. Era da quasi un anno che non si giocava qui. L'ultima partita penso sia stata fatta l'8 febbraio, forse, qui al Palabonini. (16-12), squadre di nuovo in campo. Pronto, Peppe Orlando. Costruisce Primo con tempo. un primo tempo per Peppe Orlando, rimanda di là Vaiana degli esposti, pallone all'indietro per Ciccio Pugliatti. Eccola l'intesa che serve tra i due, degli esposti e Pugliatti. 17-12. Ancora. Ogni volta che qualcuno cade bisogna asciugare. Ancora Peppe Orlando al servizio. Out questa volta, pallone lungo. Si interrompe la striscia positiva della Jolly con al servizio Peppe Orlando. 17-12, 13 il punteggio. Fioretti al servizio. Oh, Matteo Bonati. Doppia. Doppia a rimandare il pallone di là di Ciccio Pugliatti. Poteva fare qualcosa di più semplice. E chiama timeout mister Pellegrino dopo 2 punti consecutivi della Tonno Callipo. Vediamo. Parla con tutti Pellegrini. Pellegrino. Eccole. Le squadre pronte a rientrare in campo. Fioretti ancora al servizio, ancora Matteo Bonati, qualche errore in ricezione, pallone che torna nel campo della Tonno Callipo, tocca quasi per sbaglio degli esposti. Più 2. Ricuce la Tonno Callipo. Sì, era avanti di quanto la Jolly? Di 5 punti. Troppo avanzati
Out. Questa volta è out. Meno male. Sì, sono posizionati in campo troppo avanzati, quindi 18-15. devono andare in palleggio, palla molto tesa e succede che ti piegano le dita. Servizio Jolly con degli esposti. Su Aiello. Bello Bella. questo attacco. Bravo degli esposti a recuperare. Free ball. Costruisce da Tonno Callipo. Bello anche questo attacco. Punto Rieri a recuperare. E altra free ball. Jolly che risponde anche a questo attacco. Vediamo. Tonno Callipo alzato ad una mano. Raul Spano. Mette a terra. No, bravo. il numero 11. Ah, ok, mi sembrava. Chi era? No, era Raul. Era Raul, infatti. Certo. Che ha guardato la zona libera del campo avversario prima di attaccare. Fatto bene. Diagonale. E lì al servizio. Matteo Bonati a ricevere. Out. Out, ma c'è un tocco. fallo, si accusa il numero 6? Tocco o... Saragò. Sicuramente ha toccato la rete. La rete. Vedi che si ancora muove. sta ballando. Cambio nella Jolly, è uscito Matteo Bonati, è entrato Fabio Remo al servizio. Fabiolino Remo. Mister Pellegrino che sta parlando con Bonati. Tesa la battuta di Fabio Remo. Primo tempo, non c'è nessuno che salta su questo centrale. Ha tentato di arrivarci con un piede degli esposti. Era un'impresa. 19-17. Resta in campo Fabio Remo per la ricezione al posto di Matteo Bonati che stava avendo qualche difficoltà. E Raul Spanò al servizio. Tesa sopra su Fabio Remo. Ciccio Pugliatti, tocco del muro, ma Raul Spanucci mette le mani. Non ha sufficienti per permettere ai propri compagni di recuperare la palla. Era difficile da tenere in gioco. Sì. Già gli avanti di 3. 20-17. Servizio di Walter Vaiana adesso per la Jolly. Un pallone un po' corto, costretto al bugger Ribecca. Un po' un pasticcio della Jolly. Fabio Remo. Murato Cugliari. 21-17. Bello il muro della Jolly, composto. Certo che i centrali non si smentiscono nelle abilità in palleggio e bugger. Chiama timeout la formazione ospite. 2 chiamati dal Tonno Callipo. E se non mi sbaglio anche la Jolly li ha usati entrambi. (21-17) il punteggio qui al Palabonini di 5 Frondi. Quarto set, 2-1 per gli ospiti, per la Tonno Callipo. Come sempre bacia il pallone Walter Vaiana prima del servizio. Non buona la ricezione di Fioretti. Costretto ad un attacco dietro la linea la Tonno Callipo. Out. Attacco di Ciccio Pugliatti. Carica troppo e ottiene il 18° punto la Tonno Callipo. Con Cugliari al servizio. Su Lopetrone, e Lopetrone si propone ed è out anche la sua, non viene toccata dal muro. Di poco. Infatti si è spostato coach Agricola. Accorcia le distanze la Tonno Callipo. -2.
sempre sull'Opetrone. Questa volta Ciccio Pugliatti, tocco del muro, ma c'è copertura Pugliari. a fondo campo. Fioretti copre la Jolly con Remo. L'Opetrone a mandare di linebacker. Attenzione, primo tempo. Eccolo. Bravo Remo. Degli esposti all'indietro per Ciccio Pugliatti, tocca Che è il in muro ed è campo. pure in. Bella questa costruzione della Jolly. 22-19. Bravo Fabio Remo qui. Bravo Fabio Remo. Ha letto bene le situazioni. Possiamo dire un secondo libero in campo Fabio Remo. Ciccio Pugliatti. Lunghissima. Out. Lascia sfilare Ribecca, se non mi sbaglio, o Cugliari. 22-20. C'è un cambio. Cambio al servizio, sì. L'abbiamo visto Esce Saragò e rientra Guarascio. abbiamo visto nel precedente set questo cambio al servizio. Centrale per Schiacciatore. Degli esposti all'indietro a cercare Ciccio Pugliatti, viene murato. Questo è un bel muro. Un bel muro che porta a -1 a Tonno Callipo. Attenzione. Continuiamo a non servire Il il centrale. centrale. Giocate un po' troppo prevedibili. Sì, perché con il muro ha avuto tutto il tempo nell'intervento lungo di Ciccio Pugliatti. Tra l'altro il gioco della Jolly è molto lento, Fabio Remo riceve degli esposti a cercare, a trovare Eccolo di nuovo. Da solo Ribecca a fermare Aggancio. l'Opetrone. Continuiamo a non usare. 22 pari. Il E non, centrale. non c'ha il time out adesso Pellegrino? No, Sì. Sì, Sì. ce l'ha? A me sembrava che li avesse usati entrambi, invece no. no. La Tonno Callipo ce li ha tutti e due. Sì. Siamo 22-22. Fischia l'arbitro, squadre Beh. rientrate in campo. 22 pari, momento importante della gara. Con Guarascio al servizio. Dobbiamo costruire per... Vediamo se facciamo una buona ricezione. Lunga. Degli esposti a rimettere di là. Punto della sì. Tonno Callipo. Punto della Tonno Callipo, 22-23. Numero 9 Fioretti con un colpo di fioretto. Al fianco della Jolly. Abbiamo sprecato questa palla. Fabio Remo. Degli esposti all'indietro per Ciccio Muro. Pugliatti. Murato, non c'è invasione del muro, perché è la palla a toccare il nastro dopo del colpo. 22-24, set e match, point per la Tonno Callipo. Jolly che era avanti di quanti punti? 4 penso. Sono 5 punti consecutivi della Tonno Callipo. L'Opetrone a ricevere, è chiamato in causa per questo, schiacciato, tiene mani fuori. Primo match point annullato, 23-24. Pallone pesante nelle mani di L'Opetrone che viene sostituito. No, non viene sostituito. Rientra Matteo lui. Bonati ed esce Fabio Remo. Fabio Remo. Alziamo il muro. Pallone pesante. Ricevuto bene. È in. E la chiude qua. La Tonno Callipo Calabria vince per 3-1 al Palabonini di Cinquefrondi. Dopo la sconfitta per 3-0 alla Lamezia. Jolly che non riesce a rispondere ai giovani della Tonno Callipo, che così si portano a 4 punti in classifica dopo la vittoria contro Rumi Catania, dopo la sconfitta per Rumi Catania, Dopo il punto fatto per 3-2. la scorsa settimana
La saluto alle due squadre, ovviamente Lei non riesco a... anti-Covid e l'esultanza dei giocatori del Tonno Callipo in festa. Vediamo la prossima giornata, ce l'abbiamo. Eccola qua, Raffaele Lamezia contro Rumi Lube Catania, e ancora Jolly in casa contro Costa Dolci Papiro Catania. Il 6 febbraio alle ore 18 Leto Ianni che affronterà Tonno Callipo, e quindi vi aspettiamo sabato al Pallabonini di Cinquefrondi, sabato prossimo. Intanto stiamo vedendo anche la classifica, che ovviamente non è aggiornata riguardo questa giornata. Jolly che non riesce ad ottenere questo punticino, poteva portarsi al quinto set e ha sprecato tutto. Bene, possiamo chiudere il collegamento dal Pallabonini. Vi ringraziamo ancora una volta per averci scelto e vi aspettiamo. Appuntamento per il 6 febbraio, Gabriele. Sì. Grazie ancora e arrivederci. Arrivederci. Alla prossima con l'edicola di Pinuccio.